Salute e Sport è un corso magistrale della classe delle attività motorie preventive adattate che è finalizzato a creare esperti nell'area dell'organizzazione, gestione, progettazione di attività motorie e sportive che favoriscono la salute. Una recente legge ha denominato questi esperti kinesiologi delle attività motorie e sportive e preventive adattate, un contesto veramente, come dire, nuovo. È nuovo nella definizione, ma è molto in realtà già presente nella pratica. Nella pratica la richiesta di attività motoria per la salute è una richiesta che sta diventando sempre più forte. Potrei citare come ultima cosa il long Covid, giusto per dire proprio l'ultima. Si è visto che nel long Covid recuperare attività motoria in modo programmato, progettato, preciso, seguito, monitorato è molto importante per ridurre quegli sintomi che si trascinano per alcuni, purtroppo non per poche persone, per un lungo tempo, ma potrei poi fare un esempio di moltissime altre situazioni note: diabete, cardiopatie, malattie respiratorie, obesità, problemi di posturologia, problemi diciamo, dolori articolari in ogni luogo, fibromialgia, un'altra malattia che sta diventando sempre più importante, tutte situazioni in cui fare attività fisica, ma non una qualsiasi attività fisica, un'attività fisica fatta in modo appropriato richiede specialisti che siano preparati sul fronte della salute e anche sul fronte delle attività e quindi sul fronte dello sport. Ecco, questo è l'obiettivo del corso. Lo faremo assieme all'Università di Modena, con la quale già abbiamo attiva una collaborazione nell'ambito dell'ingegneria. Il primo anno sarà modenese, il secondo anno sarà diviso tra le due sedi. È una collaborazione che ci fa molto piacere, è un ambito che credo possa trovare soddisfazione anche attraverso un'attività formativa molto legata alla pratica, molto legata al tirocinio, molto legata anche al territorio. Quello che Verona, il curriculum veronese svilupperà sulla scorta anche di un progetto di dipartimento di eccellenza che vede quest'anno ultimo anno di conclusione, quindi 5 anni di lavoro per sviluppare progetti che siano applicabili sul territorio, quindi anche in stretta relazione per esempio con le amministrazioni locali, comunali, provinciali, comunità montane, perché poi la salute attraverso il movimento si coltiva e si raggiunge giorno dopo giorno con le possibilità di fare le cose in tutti i contesti. Non serve per forza assolutamente solo una palestra con qualche macchina dentro, ma ci sono tanti altri contesti e tutti possono essere altrettanto utili se sono usati con capacità, con competenza e anche insomma con un po' di piacere, che in questo caso non guasta mai.